Nel nostro paese stiamo tornando a un livello di disuguaglianza dell'Ottocento. Io vi ricordo che l'anno scorso 79 miliardari hanno aumentato il loro patrimonio di 55 miliardi, mentre il 10% degli italiani non si cura più. Noi chiediamo che 400.000 italiani, cioè chi possiede più di 2 milioni di euro, in un paese dove la ricchezza è sempre più risucchiata verso l'alto, la Banca d'Italia ci dice che in 5 anni il 91% della ricchezza è finito al 5% più ricco. Chi guadagna più, chi ha un patrimonio superiore a 2 milioni di euro, cioè solo lo 0,8% della popolazione, faccia un sacrificio, perché non possiamo più vivere in un paese dove diritti fondamentali come il diritto alla casa e il diritto alla sanità non è più garantito a tutti. Il contenuto della legge di iniziativa popolare va nella direzione di una tassa annuale progressiva per chi ha un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro. Per fare un esempio, chi possiede dai 2 ai 5 milioni di euro pagherà l'1% del patrimonio eccedente i 2 milioni di euro senza contare la casa. Quindi se uno ha 2 milioni e mezzo di euro paga 5 mila euro l'anno, ma dobbiamo considerare, come ci ha spiegato Piketty, che il rendimento del capitale è proporzionale al capitale, quindi chi ha 2 milioni e mezzo di euro avrà un aumento del capitale del 3-4%, quindi di 100-125 mila euro. Si tratta di metterne solo 5 mila euro per ridare a tutti dei diritti che non possiamo negare a nessuno.